osserva un derby, vediamo un cordone di polizia, abbiamo detto ecco, intanto Roberto Gambuti inquadra la curva del Padova. Almeno 1 migliaio erano annunciati questa sera, probabilmente ci sono anche 1 migliaio di tifosi padovani qui a Treviso. Peccato perché la partita mi sembra anche abbastanza corretta, abbiamo visto degli scontri, però sempre sì, molto corretta, non c'è nessun nervosismo. E continuano a fare delle cariche qui. Assolutamente no. Il gioco è fermo. Meglio, sì, il gioco è fermo. Ecco Marco, vai, il gioco è stato fermato dall'arbitro. Sì, il gioco è stato fermato, adesso la situazione è anche dura perché c'è poco spazio poi Federico lì, attenzione perché lo spazio è pochissimo, quindi si fanno male. Potete vederlo, queste sono scene raccapriccianti. Sono cose che non si dovrebbe mai vedere queste. C'è da chiedersi, incredibile, non ci sono vie di fuga poi peraltro. Abbia fermato il gioco perché nessun tifoso era entrato in campo, si poteva andare avanti. Io penso che sia meglio continuare in modo da distogliere poi i tifosi. No, guarda, ho chiesto, l'ha fermato proprio perché spera che in questo modo si possa riprendere a giocare, cioè che i tifosi vedano che il gioco è fermo e capiscano che lo spettacolo, quello vero del campo, non va avanti. Ah, ecco, questa è la ragione, è interessante questa. Il problema è che adesso vediamo questa nota di Marco Lollobrigida. La gente è abbastanza compressa. È un fatto inusuale, comunque l'arbitro non ha nessuna intenzione di ripetere. No. Normalmente purtroppo siamo abituati ad altri incidenti, si va avanti, non ci si ferma. In questo caso l'arbitro ha deciso di fermare la gara. Sì, c'è anche il quarto uomo, stanno parlottando, poi vedremo anche di capire. Ecco, grazie. Proprio li vedi, sarà prezioso il tuo contributo se riuscirai anche dal quarto uomo, e tra l'altro qui non abbiamo il nome anche del quarto uomo, se poi riuscirai dal provvederemo. Per la verità ricordiamo che sono 2 gli assistenti in C1, il guardaline sono Claudio Cristoforo di Michelino e Fabio Comito di Torino, ad assistere Mario Mazzoleni, l'arbitro di Bergamo chiamato a dirigere questo incontro, e peraltro non aveva avuto nessun momento non so, io vedo uno striscione striscione lì a terra, non so che cosa c'era scritto e speriamo che si ricominci perché l'arbitro ha consegnato il pallone a Lanzara, quindi dovrebbe avere l'intenzione di riprendere. Lanzara inquadrato, intanto continuano delle scene tremende. Il gioco è ripreso, allora col numero 6 Cottafava, chiamato anche Centurioni, il passaggio indietro, il retropassaggio a Doardo, completamente inoperoso questa sera. Doardo non ha avuto da effettuare nessun intervento, gli attaccanti del Padova temuti, Ginestra e Succi fino a questo momento mai al tiro, ma come abbiamo sottolineato più volte non sostenuti efficacemente anche dal centrocampo, dunque compito molto difficile di fronte anche, bisogna dirlo, all'ottima prova difensiva dei centrali del Treviso, Centurioni e Cottafava. Il Treviso, Tasso intercetta questo passaggio che era destinato a Bellotto, poi prova a lanciare Soggia ma è troppo lungo sì. Ed è in vantaggio Cottafava. Retropassaggio, Doardo il suo destro, salta Bergamo, si scontra con Lorenzini, alla peggio il capitano del Padova a terra. Sì, anche qui non vediamo cattiveria, sono le 2 teste che vengono a contatto e lo stesso Lorenzini è stato colpito, però alla peggio, se non sbaglio, Rossetti. L'immagine suggestiva del Tenni di Treviso, derby. Tanto Federico, ci Veneto. siamo spostati qui sul settore dei tifosi del Padova, sembra si siano calmati, ovvero loro continuano a tirare, a dire la verità, delle aste verso la polizia, però la polizia sta indietreggiando anche perché ha parlottato con un capo tifoso il quale avrebbe garantito che si sarebbero calmati. Intanto Bergamo alla peggio esce in barella.